Ieri vi abbiamo riferito di una voragine, segno di una nuova emergenza a Fontanelle. Dopo il viale Sicilia è la via Alessio Di Giovanni ad essere interessata da un improvviso cedimento dell'asfalto nei pressi delle scuole e poco distante dal parco giochi di Isola dell'Allegria. A dare l'allarme è stato un abitante della zona che per fortuna transitava ieri da quelle parti. A quanto pare la voragine sarebbe collegata con un canale fognario già ispezionato lo scorso anno e lasciato praticamente nelle condizioni in cui era stato trovato, con il rischio per i pedoni di finire nel fossato che è attaccato al marciapiede. C'è da dire che proprio dal canale, e questa è un'altra triste storia, proviene una insopportabile puzza di fogna, il tutto nell'indifferenza degli organi preposti ai quali da tempo è stato segnalato l'inconveniente, ma si continua a fare orecchie da mercante, lasciando tutto al caso, con la nuova situazione che ci si augura non dipenda davvero dal lassismo con il quale si è operato negli ultimi anni per quanto riguarda i problemi di Fontanelle, legati alla sicurezza e alla salute dei cittadini. Ieri mattina, intanto, si è temuto il totale isolamento del popoloso quartiere, considerato che il viale Sicilia è ancora chiuso al traffico. Almeno per il momento questo rischio è stato scongiurato, lasciando la strada percorribile in una sola corsia, dove comunque si dovrebbe evitare il transito ai mezzi pesanti, perché il cedimento della strada potrebbe avvenire da un momento all'altro.